Sono arrivata a casa, oggi è domenica, sto mangiando la cioccolata, non si parla con la bocca piena, ma io parlo con la bocca piena. Allora, no, mi è caduta la cioccolata, che tristezza, è un segno del destino. Cavolo, sto parlando col telefono. Dunque, oggi è domenica, ho lavorato. Infatti avete visto stamattina la colazione con panna. Ho lavorato, poi mi sono fermata a chiacchierare, quindi sono arrivata a casa adesso che è mezzogiorno. E volevo farvi vedere che cosa c'era dentro l'uovo. C'era un uovo Baci Perugina. C'era questa collana. Sì, beh, un filo, un nastro di stoffa un po' strana. E c'è questo ciondolino a forma di cuore. Ecco, quindi c'era questo qua. E poi c'erano anche 4 cioccolatini. Vado a farmi una doccia in velocità e si va via. Niente, abbiamo mangiato e ho deciso di venire in Ciandolada. Ciandolada è un'altra zona, diciamo, piena di baite. Le baite sono casette nel bosco. E qui era dove avevano la baita i miei. Dove, sì. E a me piaceva molto di più questo posto, anche perché venivo anche da piccola. Solo che sono rimasta un po' scombussolata perché hanno tagliato diversi alberi. Cioè io mi ricordavo in un modo le cose, ma essendo anni che non vengo su di qua, insomma è così. Sono le 7:30 quasi di sera e andiamo fino a Rifugio Talamini, che è chiuso adesso. Ma anche qua hanno tagliato tutto. Io sono veramente rimasta indietro negli anni. C'è ancora la neve! Ecco, dopo anni e anni e anni che non venivo qua su, ci sono tornata, però c'è vento freddo e quindi adesso si va a casa perché che vento freddo che c'è. Si va a... Oddio, io mi stavo per sedere sulle torte e questo vi dice tutto. Chiudiamo la porta e andiamo. Che freddo, mi sono ghiacciata la faccia.
Forse non ho... Sì, ho ripreso tutto. Però io quel pezzo non me lo ricordavo chiuso, l'entrata. L'hanno fatta dopo. Poco tempo fa, sì. Sì, perché non me la ricordavo. Aspetta, fermo un attimo. Oggi parlando abbiamo riso come scemi. È uscito fuori la polenta usa e getta invece che la polenta, qual è la polenta, quella finta, quella che istantanea, ecco, è venuta fuori la polenta usa e getta. E poi è uscito anche mi viene da ridere solo il pensiero, l'olio di cozze invece che l'olio di colza, l'olio di cozza, cioè no, siamo morti dal ridere. Poi ne sono uscite altre di cavolate, ma non me le ricordo adesso, però ne sono uscite veramente tante altre. Io ti faccio parlare, Oddio. Vabbè, niente, dai. Quindi torniamo a casa perché sono le 8 di sera, siamo ancora in giro per i boschi. Ma a questo mi piace, a me era tantissimo che non venivo qua e dovevo venirci prima o poi. Con la mia macchina non sapevo com'era la strada, quindi non mi sono mai fidata a venire su. Eccomi qua, oggi è lunedì, sono stata a lavorare, ho finito all'1 giusta e adesso stiamo andando via, stiamo andando a mangiare, a pranzare. Mamma mia che sorpassi, attaccato, appiccicato era. Vabbè. Cosa devo fare? Niente. Voglio il manovra, No. E cosa volevo dire? Niente. Domani è l'ultimo giorno di lavoro. Yes! Sono riuscita a finire la stagione e per forza ho dovuto fare io perché non c'era nessun altro. I capelli stanno come stanno, non mi piacciono, ma vabbè, non li ho neanche lavati, li lavo stasera. Ho fatto la doccia in super velocità rispetto al solito e boom, sta piovendo, nevicando sulle montagne, nevicando forse. È brutto, è iniziato col bel tempo stamattina, ma veramente bello. E poi si è annuvolato tutto come avevano previsto e domani addirittura dovrebbe nevicare. Speriamo di no, però queste sono le previsioni. Eccomi qua, è pomeriggio, non so neanche che ora sia perché veramente non mi sono fermata, cioè mi sono fermata solo su dai miei e basta. Sono quasi le 5, meno 5 meno 5 e ho finito ufficialmente di lavorare per questa stagione invernale. A giugno andrò al mare anche quest'anno, non vi avevo detto niente mi pare, no? Non vi avevo detto niente, ho prenotato ancora in febbraio e stesso appartamento dell'anno scorso, così so già cosa c'è, cosa non c'è, cosa devo portare, so già organizzarmi meglio rispetto all'anno scorso. Sto continuando ad avere problemi qui a questa gengiva, che secondo me il dente non è la gengiva, ma aspetto ancora tutta questa settimana. Se continuerò a avere problemi andrò di nuovo dal dentista a farmi dare un'altra occhiata e prima di prendere le impronte, insomma, perché se c'è qualcosa da fare su questo dente bisogna farlo prima di mettere l'apparecchio. E cos'altro? Non mi ricordo cosa dovevo dirvi perché sono veramente non ho più la testa, veramente sono proprio contenta di tutto quello che ho fatto, di aver finito la stagione da sola, di aver fatto chiusura di tutto da sola. Ho finito alle 2 di lavorare oggi perché c'è stato un appartamento, era un disastro. Non ho mai detto dove ho lavorato quest'anno, qui nei video, poi la gente qua del paese sicuramente lo sa. Ho lavorato sopra casa praticamente, ho lavorato in un hotel per un periodo e poi quando ha chiuso l'hotel ha chiuso il 21 di marzo, sono passata direttamente, anzi qualche giorno prima sono passata al residence
e quindi a fare appartamenti, ecco, e quindi ho fatto questo lavoro fino ad oggi e basta. Sono contenta perché comunque è un lavoro diverso dal pulire camere di hotel. Mi trovo meglio se non fosse che i letti sono molto pesanti, infatti ho un mal di schiena, non vedevo l'ora di finire di lavorare proprio per questo. I letti sono molto più pesanti, i materassi anche. E io mi sono trovata bene, ecco, anche da sola. Se non fosse appunto per il peso dei letti da spostare, quelle cose là, i mobili da spostare, perché ovviamente può andarci dietro sporco, quindi devi spostare tutto ogni volta. Anche se la gente sta una notte, conviene spostare. Quindi ecco svelato dove ho lavorato, per chi non lo sapeva, cioè voi. E poi cos'altro ci avevo da dirvi? Non lo so. Domani sono a casa. Che bello, domani cerco di dormire più che riesco, ma non credo riuscirò a dormire molto perché sono abituata a svegliarmi presto, quindi ormai ho l'abitudine. Poi giovedì andrò via, quindi andrò via pomeriggio penso. Devo anche vedere come fare la disoccupazione perché ho letto che si fa online e quindi devo informarmi adesso perché giovedì devo farla. E sono molto stanca oggi perché veramente ho fatto un appartamento che era un disastro, era un disastro. Devo dire che però la gente è stata molto brava durante queste festività perché tutti si sono lavati i piatti, quasi tutti. Oggi ho dovuto lavare qualcosa, ma insomma non tante cose. Abbastanza pulito, alcuni si sono addirittura puliti l'appartamento e quindi non è stato male, ecco. Se si trovano così gli appartamenti non è male farli, pulirli. Per qualcuno sembrerà che mi sto lamentando, ma la stagione invernale è veramente pesante perché non finisce più. Mentre la stagione estiva qui, diciamo il grosso del lavoro è luglio-agosto, la stagione invernale è molto più lunga, da dicembre finisce a marzo-aprile, quindi è più lunga effettivamente. Poi la Pasqua è arrivata tardi quest'anno. In teoria non sarebbe dovuto rimanere aperto fino a Pasqua, però hanno preso questa decisione e quindi io sono rimasta a lavorare. Sono rimasta l'unica dipendente. La mia collega che lavorava lì a Residence è andata a casa sua in Polonia e quindi sono rimasta io e quindi ho finito io la stagione, insomma. È un vento tremendissimo, è veramente... Io stamattina sono uscita, c'era freddo, ah ecco, stamattina ero in ritardo, se no io vi facevo il filmato per farvi vedere dov'era arrivata la neve, cioè ha nevicato veramente in basso, cioè le ultime villette del villaggio avevano la neve, per farvi rendere l'idea per chi conosce la zona. Tantissimo vento, è uscito durante la mattinata, però io non me ne sono accorta perché lavoravo di dentro e fare appartamenti non è che potevo tanto alzare la testa a guardarmi intorno e quindi non me ne sono neanche accorta. Poi quando sono uscita che dovevo buttare via le immondizie, le spazzature, me ne sono accorta che c'era vento. Il bello di qua è che c'è il pero tutto in fiore, bellissimo, adesso ve lo faccio vedere. L'erba sta crescendo parecchio, parecchio, è già quasi ora di tagliarla di qua, da questa parte della casa. E basta, il cielo è nuvoloso, ogni tanto esce il sole e basta. Questo è l'aggiornamento di oggi, vi faccio vedere il pero e noi ci vediamo, ci sentiamo domani. Forse faccio una live domani, forse domani mattina, se mi viene l'ispirazione, vi farò una live. E i gatti stanno bene, perché non ve li ho ancora fatti vedere questa settimana. Panna stava dormendo, ecco, l'ho appena svegliata, poverina. La mia panna e Pepe è lì. Vero Pepus? Ho messo l'antipulci a tutti perché Pipo stava perdendo il pelo, probabilmente è allergico anche lui ai morsi delle pulci e quindi stava perdendo il pelo e stava perdendo il pelo sulle orecchie e quindi ho detto qua è meglio mettere l'antipulci, infatti l'ho messo e adesso stanno meglio, solo che stanno perdendo tanto pelo perché questo cambio di stagione ogni volta perdono tanto pelo tra l'inverno e la primavera. Guardate che bello che è! Amore, che bellissimo, Pipo! Ma non vedi che occhioni che hai? Mio micchio.
Ecco, ho lo stendino di fuori, ma dal tanto vento che c'è si era perfino rovesciato. Visto che c'ero oggi, ero in vena di pulizie, da stamattina che pulisco, ho pulito anche questo qua e questo qui dove si ferma l'acqua, perché io non so come, ma si sporca sempre. E quindi ho fatto anche quello, che era qualche giorno che lo vedevo sporco e dicevo, ah, devo fare quel lavoro, poi alla fine non ho mai voglia. Sto bevendo tantissimo in questo periodo, mi sto impegnando veramente tanto per bere, perché sto prendendo queste della Fitline, sono le capsule per drenare, per la cellulite, abbinate alla crema per la cellulite, sono una bomba quelle capsule. Se vi ricordate le prendevo anche l'anno scorso e poi le ho lasciate, le ho prese per 2 mesi mi pare, e quest'anno voglio prenderle per più tempo, quindi infatti ho iniziato prima a usarle. Questa crema della Beauty Line, sempre della Fit Line, della PM International, e questa qui è sempre per la cellulite e ha un profumo che è una cosa, io non so, ma oddio, su per il naso forse è meglio di no, ma mi ricorda, il profumo mi ricorda, non so se avete presente l'artrosilene, la pomata per i dolori, ecco, però non è così, cioè non sa da medicinale, lascia veramente un buon profumo sulla pelle e soprattutto lascia la pelle idratata. Io non riesco a trovare una crema per il resto del corpo che idrati veramente la pelle. Me ne potete consigliare una? Perché io non riesco a trovarne una. Veramente sono disperata, neanche la Caloderma, questa qui, non va bene per me, perché secondo me non idrata niente, è per la pelle secca, ma è molto secca, però per me non funziona. E quindi non riesco, io la metto sempre idratata, dopo un po' non è più idratata, la pelle è secca e quindi mi fa prurito la pelle secca e mi gratto e mi rovino le gambe. Quindi niente. Boh, ho male alla spalla, vi saluto, ci vediamo domani. Ciao. Buongiorno. Dovete sapere che io ho i gatti che mangiano lo zafferano. Cioè, avevo lasciato 3 buste di zafferano lì sul tavolino. Il risultato è questo. Queste sono 2 buste, tutte mangiocchiate, e questa era per terra. Quindi ai miei gatti piace lo zafferano. Ecco, non posso lasciare niente in giro, veramente niente. Anche lo zafferano si mangiano. Boh. Vabbè, adesso c'è il tiragraffi che è sempre più rotto. Devo stare a metterlo a posto. Vabbè, apriamo la tenda che facciamo un po' di luce. E niente, oggi voglio fare la live, ve l'ho detto ieri, sono proprio stanca oggi, non sono riuscita a dormire come avevo previsto, perché alle 6 e qualcosa ero già sveglia, e pazienza, mi rifarò domani. Ecco, io ho fatto la live, sono andata a comprare il pane, sono stata dai miei e adesso sono qua a casa e sono le 11:30, forse un po' più tardi, leggermente più tardi. Niente, sono qui, qua c'ho Pepe e Panna, di qua. E devo stendere la lavatrice che ho fatto prima durante la live, verso la fine. E cos'è che devo fare? Ah, devo prendere lo stendino e stendo la roba che ho appena tirato fuori e poi penso cosa far da mangiare. Avevo pensato di comprare il pollo allo spiedo perché oggi è mercoledì e il mercoledì c'è il pollo, però poi non c'era parcheggio e quindi ho detto no, tiro dritto, vado a casa e non l'ho comprato. Quindi soldi risparmiati perché costa sui 7 euro, costa tanto. E quindi boh, basta, io devo fare i mestieri di casa, se no non faccio più niente oggi. Buongiorno, avevo previsto di fare una live anche oggi, ma penso la farò dopo perché adesso devo andare, ok, devo andare all'Eurospin perché qui apre alle 9:15 e quindi niente, devo andare all'Eurospin per comprare la sabbia ai gatti, almeno un pacco di sabbia perché sono senza e io non so perché, ma vanno tantissimo al bagno e quindi consumano, cioè, più di un sacco a settimana
ultimamente, ma vanno a periodi, perché non è sempre così. Però ultimamente, vi dirò, consumano più di un sacco a settimana. E quindi, niente, mi tocca andare a comprarlo perché devo cambiargli la sabbia di nuovo. Cioè, l'ho appena cambiata, vabbè. Quindi niente live per il momento, devo darmi una mossa e andare a Cortina. Vado a Cortina all'Eurospin perché altrimenti c'è troppa strada e quindi preferisco andare fino al Lidl è troppo lungo. Poi magari compro cose che non mi servono, quindi vado all'Eurospin. Spesa fatta, però è già tardissimo, sono già le 10:40, per cui mi sa che la live non riuscirò a farla perché alla fine sono stata tanto perché sono stata anche al telefono, quindi è tardissimo. Va bene, niente. Io mi metto la cintura e ho allergia oggi perché c'è tutto questo vento che fa girare 1000 pollini e infatti sono piena d'allergia. Vado in posta a pagare la bolletta e sono a San Vito di Cadore perché così la pago subito, mi tolgo il pensiero. Che ariaccia. Ecco, tra il volante e ci sono anche le montagne di là, ho fatto tutto, ho pagato e così ci siamo tolti anche il pensiero della bolletta. Sia Enel che metano abbiamo fatto. Adesso devo andare a casa ovviamente a mettere via la spesa. Buongiorno, buon venerdì. Oggi buon venerdì, come se voi lo vedeste di venerdì il video, vabbè. Oggi non mi sono svegliata molto bene, anzi, perché mi sono svegliata con l'emicrania, ma l'emicrania proprio forte, 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 la parte destra della testa, fino al naso avevo male, per cui... Poi... cosa sta facendo quel gatto? Boh. Poi ho preso l'Oki e con l'Oki mi è passata più o meno di qua, mi è passata di qua poi l'emicrania, cioè ha cambiato lato. E vabbè, e adesso sto un po' meglio, ma ho la testa tanto pesante e mi sento come l'influenza, quindi mi sento abbastanza infreddolita, boh, sembra di avere l'influenza, sì, veramente. Vabbè, niente, oggi è una bella giornata, c'è il sole, ma fa freddo e c'è vento, per cui io vorrei andare di fuori, vorrei andare a camminare, però c'è troppo vento, mi dà proprio fastidio alla testa. E a parte il freddo, c'è vento, è fastidioso. Niente, ieri pomeriggio poi sono andata a Belluno alla fine e quindi non ho registrato niente. E questo è tutto, l'aggiornamento. Poi non so se la prossima settimana o tra 2 settimane farò la decolorazione ai capelli. Non lo so quando, comunque lo farò perché ormai è ora. Al momento non li sto tingendo, li sto lasciando proprio così e questo è il colore che è rimasto, tinta semipermanente, e questo è il colore che è rimasto, fortuna che è semipermanente e va bene dai, però si vede troppo la ricrescita, quindi è ora di fare la decolorazione perché veramente ce n'è tantissima, cioè che roba. Va bene dai, io vi saluto, vi ringrazio per aver guardato questo video, state sintonizzati su Instagram perché potrei fare altre live durante la mattina o durante il pomeriggio, non lo so. Io ho deciso sul momento di fare la live perché sapete che vivo le giornate così come capitano e quindi non mi piace organizzare le cose e quindi state sintonizzati perché ci potrebbero essere delle live, insomma. Vi invito a seguirmi anche su Instagram, mi trovate con il mio nome e cognome. E basta, vi saluto e ci vediamo la prossima settimana. Ciao!